Casteldelpiano verso il palio dedicato alla Madonna delle Grazie, quest'anno al 60° anche dall'istituzione del liceo Enrico Fermi, con noi la sindaco Cinzia Ferraccini. Sindaco, rientra dalla porta principale dopo un po' di pausa, una vittoria significativa durante le elezioni del 10 giugno, le prime impressioni sotto questo aspetto? Sì, rientro dopo una pausa abbastanza lunga e dalla porta principale, è vero. Le prime impressioni sono quelle di un arrivo nel momento forse più caldo dell'anno dei paesi che hanno un po' di turismo, perché l'estate e il botto finale che fa Casteldelpiano con il palio chiedono immediatamente una messa in campo di energie, organizzazione, sinergia della squadra non indifferente. Spero di aver dato almeno in parte l'idea di come vorremmo gestire successivamente negli anni prossimi il comune in generale, gli eventi, e comunque iniziare poi da ora in poi ad affrontare, diciamo così, le progettualità, quelle di lungo corso. Però il palio ha già dato dei segni ben evidenti, la sua amministrazione, un investimento importante, devo dire anche atteso, perché il nuovo fondo della pista lancia un segnale importante sotto l'aspetto della sicurezza e anche sotto l'aspetto dell'investimento. Sì, questa è stata un'operazione fortemente voluta perché abbiamo creduto necessario, proprio come dici, dare un forte segnale, cioè dare la dimostrazione che questa nostra festa è radicata nella comunità da un punto di vista storico, culturale, tradizionale e spirituale, come abbiamo detto nella presentazione di domenica, e perché diventi in qualche modo davvero un patrimonio condiviso e forte dentro la comunità e fuori. Volevamo che la sicurezza dei cavalli, l'immagine dell'attenzione che vogliamo dare a questo aspetto fosse riconoscibile. Il fondo abbiamo creduto che fosse il primo passo fondamentale. Ecco, questo senz'altro ha già fatto cenno alla presentazione del palio di Cecilia Rigacci, richiamo spirituale che ha già fatto, ma soprattutto si ha una bella sottolineatura verso le dirigenze delle contrade, perché sono esempi per i più piccoli e per i più giovani, quindi è lì che si guarda. Sì, ho voluto questo primo palio presentarlo, come dire, come se fosse un monito, no? In qualche modo, a tutti coloro che dentro le contrade hanno un ruolo, perché i 3 giorni di festa specifici, che sono il 6, il 7 e l'8, vedono i capitani, no? Protagonisti di quei giorni, e come ho detto alla presentazione, i ragazzi più giovani. Io ho una figlia di 17 anni, ma sono stata io stessa 17enne e ho bene il ricordo di come si guarda il capitano nei giorni del palio. Io credo che quello sia un ruolo di cui dobbiamo essere profondamente consapevoli, così come quello dei priori, così come quello dei magistrati e della contrada in generale. Se giochiamo bene questo ruolo di comunanza con la comunità, è una risorsa incredibile. I comuni che hanno i pali, si dice sempre, hanno questa grande risorsa e dobbiamo stare attenti a giocarla bene, perché non sia in qualche modo ostacolo invece, no, alla crescita di una comunità coesa. Cosa chiede la sindaco a questo palio? Se vuole andare un pochino oltre, no, a quello che si sta dicendo, perché il palio, torno nuovamente al drappo, racconta moltissimo, a iniziare dal tessuto che rappresenta la società, un uomo, un ragazzo, un giovane che adulto, che porta con sé questo cavallo, e soprattutto dà il segno del futuro anche attraverso il 60° del liceo Fermi. Credo che in questo palio ci siano una serie di simboli molto importanti che sono declinati dalla scritta 60° del liceo scientifico, e quell'accompagnamento che una persona fa nei confronti dell'animale, come diceva anche la pittrice, quasi a domare un percorso, quasi a guidare verso passi più consapevoli e disciplinati, stia molto insieme, cioè c'è una società, ragazzi, persone più adulte, comunque un insieme che è fatto di tante individualità diverse che in qualche modo possono essere orientate, non certo indottrinate, ma orientate verso una educazione allo stare insieme, verso l'educazione a
crescere insieme e in qualche modo il cavallo e il fantino, il cavallo e l'uomo, la scuola, il profilo del paese subito sotto, sembrano quasi diciamo così, un insieme da un lato antropologico, no? Dall'altro sociologico, che ci dice, ci dà un po' l'indicazione di come un'amministrazione può provare a governare un percorso. 17 cavalli iscritti, poi dovranno passare le previsite in questi giorni e poi si andrà alle batterie. Un buon numero, tra l'altro l'amministrazione ha fatto un investimento anche sotto questo aspetto. È un buon numero di cui siamo veramente orgogliosi, perché non è sempre stato semplice chiudere le iscrizioni a Castel del Piano il giorno stesso in cui era stato stabilito. Siamo arrivati a 17 cavalli e credo che questo sia stato l'insieme di un lavoro. Il fondo è stato fondamentale per questo, perché credo che ci sia anche molta curiosità nel voler vedere quali sono poi le caratteristiche specifiche che il fondo restituisce al galoppo, per esempio, e anche però un'attenzione ad altri dettagli, al di là dei premi, perché abbiamo provato ad aumentare anche i premi ai proprietari. I proprietari sappiamo che sanno benissimo che siamo alla fine della stagione con il Palio di Castel del Piano, e dopo il Palio di Siena, il Palio di Asti, la scelta magari di chiudere lì è abbastanza... cioè si può comprendere. Credo che però se noi riusciamo a creare, diciamo così, una immagine di organizzazione, serietà e input forte verso la sicurezza, ecco, questi 17 cavalli forse ne sono un buon segnale. E approfitto di questo momento. Per il Memorial Gastone Pioli sono segnati 10 cavalli e anche questo è probabilmente un record. E quest'anno inseriremo una novità. Abbiamo voluto fare una targa insieme all'Associazione Proprietari Senese, con la quale premieremo in una commissione fatta da 4 persone, 2 appartenenti all'associazione, un medico veterinario, ossia il presidente della commissione comunale, e il vice sindaco Arianna Rezzini, che diciamo così giudicheranno il miglior cavallo, inteso come atteggiamento, inteso come modalità di approccio alla corsa, e quindi non per la vittoria o meno di una batteria, perché vogliamo anche su questo mettere l'accento, cioè privilegiare e dare importanza a quei cavalli che dimostrano un certo tipo di morfologia e di atteggiamento. Nel Romanica un buon palio per la sua comunità, glielo faccio direttamente. Cosa si aspetta la Contradaiola? Perché veniamo tutti da città, paesi di palio e Cinzia Pieraccini. Io mi aspetto che la corsa segua le non regole, diciamo così, che il palio spesso ha, e allo stesso tempo le regole di una comunità che sta insieme affinché la festa sia davvero tale.